La stagione di grandi eventi del Comitato regionale è iniziata ufficialmente con la Coppa Veneto di Under 14 maschile, che per la 10ª edizione ha conosciuto una formula leggermente modificata. La finalissima tenutasi al Palasport di Padova ha visto sfidarsi Sisley Treviso ed una selezione fra atleti della Pallavolo Padova e di Legnaro. Dopo il 2-0 iniziale sembrava fatta per i ragazzi di Treviso, che hanno dovuto però rimboccarsi le maniche andando a vincere soltanto al tie break. I primi gironi sono stati abbastanza facili, dopo dalle semifinali in poi abbiamo trovato squadre un po' più forti che ci hanno permesso di migliorare come gruppo e come squadra e anche a livello personale come tecnica. Tecnicamente secondo me è una gara molto bassa da tutte e due le parti. Questo ovviamente ci racconta tutto quello che dobbiamo fare durante l'anno e cercare di sistemare, perché tecnicamente ci sono veramente tanti lavori da fare, siamo ancora tanto indietro. Eravamo un po' sotto pressione per la finale e non siamo riusciti a concretizzare, a chiudere i set a 3-0 e ci hanno rimontato un po', però dopo abbiamo tirato fuori l'orgoglio, diciamo, e siamo riusciti a ribaltare la situazione. In casa Padova-Legnaro c'è comunque soddisfazione per aver raggiunto la finale ed aver impensierito la squadra trevigiana. Quando eravamo sotto 2-0 è scattato qualcosa dentro di noi e così abbiamo voluto vincere quei 2 set per andare al tie break e poi avanti 8-4 la paura di vincere un po' non ci ha permesso di vincere. Sappiamo che dobbiamo lavorare molto, anche perché incontreremo ancora questa squadra in Boy League e poi speriamo di arrivare anche alla fase regionale e quindi di confrontarci con loro anche a stagione inoltrata. La Coppa Veneto in 10 anni è diventato un appuntamento di primo livello per le società venete, ma non solo, che propongono una pallavolo d'eccellenza a livello maschile. Abbiamo iniziato praticamente 10 anni fa, quando siamo stati eletti questo gruppo a livello regionale. L'obiettivo era proprio quello di far crescere ulteriormente il settore giovanile maschile, i più piccoli. Crediamo di esserci riusciti, anche quest'anno abbiamo avuto tantissime squadre che hanno partecipato, abbiamo rinnovato la formula e più di qualche squadra ci ha fatto i complimenti e anzi ci ha invitato a proseguire su questa strada. Nel Veneto è un appuntamento che si aspetta, perché è la possibilità di fare dei concentramenti, di giocare con un livello un po' più alto e di capire un po' come funziona, speriamo, l'alto livello. E quindi da tutte le società è aspettato, perché in poco tempo si concentrano un sacco di cose e di obiettivi. In mattinata, sempre nella città di Padova, si è tenuta anche la finale per il 3° e 4° posto. Immancabile la compagine scledense allenata da Remigio Grotto, che si è classificata terza sconfiggendo San Donà per 2-1. Chiaramente soddisfattissimo di questo 3° posto, perché il livello è alto, lo dimostra anche questa finale. Noi non abbiamo delle grandi annate ultimamente, però stiamo risorgendo, perché ricordo che 2 edizioni di questo torneo sono state vinte anche da noi di Schio. Stiamo risalendo pian piano, quindi siamo soddisfattissimi di questo risultato. È stato molto difficile all'inizio, non pensavamo di arrivare fino a questo punto. La finale è stata molto tirata con il San Donà, che pur giocando con una squadra quasi tutta under 13 ci ha molto impegnato. San Donà è squadra giovane, come puntualizza Giovanni Di Schio. Il 4° posto è perciò un ottimo risultato. Per noi sicuramente è molto positiva, abbiamo fatto un 4° posto con un solo 97 in campo, quindi la Coppa Veneto la facciamo per far crescere la nostra under 13. Gli altri sono tutti 98-99 e quindi arrivare al 4° posto con soli 98-99 più 97 sicuramente prestante, è ottimo per noi. Avevamo il girone facile, è andato molto bene. E poi ci siamo scontrati contro il Padova in semifinale e l'abbiamo persa, però l'abbiamo persa giocando bene. E in mattinata si è giocata la finale Silver e questa è la novità di quest'anno. Sostanzialmente la finale fra le squadre che dopo il 3° turno occupavano la seconda metà della classifica. Ecco spuntare il Friuli Venezia Giulia, che ha partecipato alla Coppa Veneto con una propria selezione ed ha vinto la finale Silver. Da quest'anno abbiamo aperto alla selezione praticamente del Friuli e ringrazio loro sia per la partecipazione, ma soprattutto perché possono vedere anche magari una regione come
il Veneto, che certamente ha dei numeri importanti, e quindi confrontarsi loro che certamente sono all'inizio su questa cosa. I ragazzi sono strafelici di questa cosa, perché naturalmente è bello anche vedere, andare a giocare contro le squadre giovanili di squadre titolate, e poi per loro è tutta esperienza in più, perché a questa età qua serve allenarsi, giocare il più possibile. È bello fare questa coppa perché siamo del Friuli, dunque è la prima volta che la faccio. Così ho conosciuto tanta gente, i miei compagni e un'allenatrice. Anche come gente siamo molto simili, per cui è stata facile la collaborazione. La collaborazione a livello giovanile, sicuramente, e maschile in particolare, dove nel Friuli Venezia Giulia siamo un po' debolucci, non certo forti come il Veneto, ma c'è alla base anche una consapevolezza che bisogna unire le forze per far crescere ulteriormente la pallavolo, e quale miglior strada che non quella del Triveneto. E anche fra persone, devo dire, che con Adriano Bilato insomma ci troviamo molto bene, quindi è stato facilitato enormemente il rapporto personale. Ed infine l'immancabile Bassano Volley, secondo classificato della finale Silver. Il nostro piazzamento è comunque buono, perché siamo partiti da una situazione iniziale veramente molto critica in cui non si vedevano sprazzi di gioco. Abbiamo subito un processo molto buono di crescita durante questa Coppa Veneto. La squadra è stata sempre unita. Abbiamo giocato anche bene, ci siamo cavata in campo. Sì, è stata una bella esperienza, finita abbastanza bene, dai. Premiate al termine dell'evento anche le 17 società che in Veneto sono diventate scuola di pallavolo. È una qualifica indispensabile come punto di partenza proprio per lavorare riconosciuti nelle istituzioni scolastiche, tout court, e far praticare l'attività federale alle scuole con estrema semplicità. Cerchiamo di migliorarci sempre, stiamo allargando tutto il nostro bacino d'utenza, stiamo cercando di spostarci anche facendo dei gemellaggi anche a livello europeo. E quindi il nostro obiettivo è proprio cercare di fare sport a livello sano e di ampliarci ancora di più. Oggi infatti in questa occasione, perché vogliamo dare anche il giusto risalto, premiamo ben 17 scuole di pallavolo, che è la cosa nata ultimamente a livello federale, proprio per premiare quelle società che hanno degli istruttori validissimi e lavorano veramente in maniera incommiabile nel settore giovanile.